Allora, Metallurgica Veneta, GT Trevisan, insomma si cambiano un po', diciamo, di corridori, però la sostanza non cambia, Mosè. Siamo qua per presentare la nuova avventura targata 2019. Sì, quest'anno abbiamo cambiato un po' della nostra squadra, puntando soprattutto sui giovani, che è un po' il nostro obiettivo che porteremo avanti anche nel 2020. Abbiamo cambiato alcuni sponsor tecnici, gli sponsor maggioritari restano sempre come Metallurgica Veneta e GT Trevisan e tutti gli altri che ci aiutano già da diversi anni. Che cosa? Sì, il nostro obiettivo è mantenere comunque alcuni atleti di punta, riducendo chiaramente il numero degli elite, però aumentare soprattutto nelle categorie giovanili, allievi esordienti junior e anche under 23 praticamente. Nedved e la Nedvedeva, insomma sono di nuovo della famiglia, sono ancora con la famiglia, vuol dire che qui hanno trovato un po' il loro habitat. Sì, mi sembra che loro stiano bene e comunque anche l'anno scorso ci hanno dato soddisfazioni, quest'anno sono molto propositivi per la prossima stagione e vediamo un po' che cosa succede. Chiaramente noi non ne facciamo nessuna pressione, sta in loro insomma, a dimostrare dove vogliono arrivare. Prossimi obiettivi, il VCAP che vi vede comunque nell'organizzazione, ma ci sono delle cose che avete un po' puntato. Sì, allora ma il VCAP è un discorso a parte perché è riservato agli amatori. Come squadra sicuramente per il settore giovanile puntiamo moltissimo e poi quello che riguarda il nostro territorio, quindi Gran Fondo nella zona del Veneto, Trentino e magari qualcosa in Friuli, non ci spostiamo più di tanto, insomma ci interessa un po' valorizzare anche i nostri brand sul nostro territorio. Beh, insomma, in bocca al lupo per questo 2019, Mosè. Grazie, grazie a voi. La coppia Nedved e Medvedeva, ecco, insomma, avete trovato casa qua, avete trovato, diciamo, il vostro ambiente. Sì, è arrivato in Italia, 25 giorni da qua, motivato, ha fatto belli risultati quest'anno. Per vera tanto importante internazionale Italia Cross Country, anche facciamo Gran Fondo e anche Veneta Cup. Qualcosa di europeo, qualche campionato? No, per europeo cross country per lei non so chiamano in nazionale, però volevo fare mondiale marathon a settembre. Invece tu, a parte il VCAP che insomma non ti tocca, qualche appuntamento importante? For me importante is internazionale Italia, in Gran Fondo, in Veneta Cup, campionato russo, in marathon cross country, in World Championship, in marathon cross country. Auguri! Grazie mille, grazie. Auguri. Auguri.